Tutto pronto per la quinta corsa, una prova per 7 anni e oltre, chiamata nei 12 mesi di 3.750 euro, non vinti. All'1 Bella Stella, 2 Axel Nib, 3 Today Winner Font, 4 Ulisse Leo, 5 Avio Stella, 6 Brigidella, in seconda fila 7 Bellium Debutti, 8 Becky Black Dante, 9 Virbone dei Coldi, 10 Zuzzurro d'Asti, 11 Biximo, 12 Beautiful Trio, 14 Zilla Font. Favorita Bella Stella, numero 1 dello schieramento, giocatissima. Quota di mezzo sul campo. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti con veloce Ulisse Leo, che prende facilmente l'iniziativa nei confronti di Today Winner Font. A largo Brigidella, lungo i birilli c'è Bella Stella, che precede Becky Black Dante, partito bene dalla seconda fila. Va a chiedere strada a Brigidella, che insiste su Ulisse Leo, ne viene fuori un parziale rovente, 14-2 il lancio, con Ulisse Leo che corre al comando, Brigidella che si ritrae ma sbaglia. E così numero rimane 6 Brigidella in seconda squalificato. posizione Today Winner Font, che precede Bella Stella, quindi Becky Black Dante, poi via via gli altri, con Bellium Debutti e risale invece Zuzzurro d'Asti. 600 metri in 45,4. Prova a rallentare un po' Sandro Miraglia in salchi ad Ulisse Leo, muove all'esterno Bella Stella, che raggiunge Today Winner Font, cerca di portarsi su Ulisse Leo. 1 minuto e 3 decimi per la metà gara. Bella Stella va all'attacco di Ulisse Leo. In seconda pariglia Becky Black Dante, che ha anticipato Zuzzurro d'Asti. Rimane in corda Today Winner Font, che precede Bellium Debutti. Il chilometro in 1:15,4. Dibattito aperto tra Ulisse Leo al comando e Bella Stella di fuori. Becky Black Dante sempre lì in attesa in seconda pariglia. Today Winner Font lungo la corda, insiste ora Bella Stella, che va a coprire completamente Ulisse Leo all'imbocco della piegata conclusiva, mette mezza figura avanti all'avversario e tende a passare, si libera dalla corda Today Winner Font, galoppa Numero Ulisse 4 Leo Ulisse e poi Leo aggancia Today Winner squalificato. Font e crea parecchio intralcio nel gruppo. Soltanto Becky Black Dante nella scia di Bella Stella, che entra in retta arrivo in chiara evidenza. Bella Stella in vantaggio nei confronti di Becky Black Dante. Bella Stella nel finale si allunga e viene a vincere facile. Secondo è Becky Black Dante, mentre per il terzo posto finisce forte Avio Stella. E così Sandro Capenti ne piazza 2 al primo e al terzo posto. 1:15,2 il ragguaglio cronometrico, 31 la chiusa, vittoria in percorso esterno per Bella Stella. Giocatissima favorita Antonio Di Nardo, Sandro Capenti, colori del signor Massimo Maltagliati. A vittoria del numero 1 dello schieramento, Bella Stella, Antonio Di Nardo.